E buon 5 marzo a tutti. Oggi è il The Day After le elezioni nazionali. Allora, che dire, come sono andate? C'è un unico dato certo, anzi c'è solo un dato certo, ovvero sia, matematicamente e socialmente, è l'ennesima conclamata divisione o differenza che esiste tra i territori del sud e dai territori del nord della penisola. Questi due signori, Di Maio e Di Battista, del Movimento 5 Stelle, hanno sostanzialmente dichiarato che il prossimo futuro per il sud sarà quella del Michelazzo, ovvero sia la vita di magno bevo e non me ne fotte un piripipipipippi. Bah, vediamo nel dettaglio. Da dove nascono queste divisioni? Beh, guardiamo questo grafico. Tutti sapete cos'è il residuo fiscale, ovvero sia la possibilità, o meglio, più che la possibilità, il gettito fiscale di una regione rispetto ad un'altra. Guardate bene bene in alto quali sono le regioni che producono di più e guardate bene bene in basso le regioni che producono di meno. Ma fosse solo questo, andiamo a vedere bene meglio nel dettaglio quali sono i problemi. Per entrare nel dettaglio, mi aggancio ad una frase che ha detto il dottor Colomban, quello del castello di Castelbrando per capirci, quello anche di Parmastelisa, che ha fatto grandi cose in tutto il mondo. Un signore che conosce bene dall'interno i 5 Stelle e una volta che ha capito come funzionavano ha dichiarato sostanzialmente che il buon Di Maio è un marxista stalinista. Beh, iniziamo a capire bene che cosa vuol dire anche dalla sua frase, ovvero sia "the best is the standard", ovvero il migliore è il modello. Partiamo da qua. Partiamo da questo grafico. Questa è la spesa pubblica in Italia. Come vedete, nelle regioni del nord la spesa pubblica è più bassa, mentre nelle regioni del sud la spesa pubblica è decisamente molto, ma molto più alta. Ciò che non si vede da questo grafico sono le differenze della spesa standard. Cos'è la spesa standard? È quella famosa spesa dove sostanzialmente una siringa in Sicilia costa euro tot ed in Veneto la stessa identica siringa costa 10 volte di meno. Questo è l'errore. Perché quindi continuare a fare tagli lineari da parte dei governi quando invece bisognerebbe completamente abbassare la spesa pubblica del sud e riportarla in quello che è la logica della spesa pubblica del nord, che è sicuramente molto più oculata? Ma andiamo oltre, guardiamo un altro grafico. Dicono che il nord si evade. Questo è il grafico con dati certi e ineludibili di dov'è veramente l'evasione. Allora, siamo sicuri che ci siano due Italie oppure no? Certo che ci sono due Italie. E giusto per sorridere, ma vi sembra logico che in meridione ci sia una percentuale di invalidità così elevata? Non è che forse c'è qualcosa che non torna? Non è qualcosa di diverso dalla normalità? E poi qualcuno è rimasto stupito del perché in Veneto e anche in Lombardia si sia fatto un referendum per l'autonomia. Ma ci rendiamo conto? Non ci sono delle differenze sostanziali tra nord e sud? Certo, e questo grafico lo dimostra. È possibile secondo voi che il 98,1% dei veneti, ovvero sia 2.328.949 persone, abbiano votato per dire sì, vogliamo autonomia? E questo è solo il primo passo, state attenti, Guardate quest'altro grafico, provate a pensare alle regioni del sud senza il foraggiamento del nord, ma non durano neanche 5 minuti. Bellissima è stata una battuta di Vespa qualche tempo fa nella trasmissione. Se il Veneto se ne va, addio Italia. Pensate veramente sia un'ipotesi così remota? In Europa, guardatela, questa è la piantina. Qui vicino a noi, soltanto qui vicino a noi, ci sono la Catalogna, la Baviera, le Fiandre, i Paesi Baschi, la Corsica. Bene, allora io direi, qui in Veneto almeno, andiamo avanti con l'autonomia, ma seriamente, caro Luca Zaia, non farci perdere nei meandri della burocrazia. Andiamo seriamente avanti, con qualunque sia il prossimo governo, e cerchiamo di portare a casa il risultato. Poi, per quello che riguarda l'indipendenza, noi ci proveremo. È il nostro sogno, la nostra meta, il nostro ideale. Non è soltanto una questione economica, è storia, cultura, identità.